Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Benvenuti a questo nuovo webinar organizzato dallo studio legale Ghedini Longo e dalla sua associazione. Questa sera si parla della regione del Veneto, di aziende del Covid e anche di questo fantomatico Green Pass e di tanto altro ancora. Per affrontare questi argomenti con noi questa sera c'è il consigliere della regione del Veneto, Luciano Sandonà, nonché presidente della prima commissione politiche istituzionali, politiche dell'Unione Europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e programmazione. Diamo il benvenuto al consigliere della regione del Veneto, Luciano Sandonà. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei, Luca Favini, e buonasera a tutti coloro che ci ascolteranno. Allora, consigliere Sandonà, veniamo subito alle domande, poi dato che ormai ci conosciamo da un po' di tempo possiamo anche darci del tu ovviamente durante il nostro incontro. Grazie Luca. Allora, grazie a te. Allora, prima domanda, Green Pass. Consigliere Sandonà, prima di parlare della regione del Veneto, visto che so che tu sei più che dentro a queste problematiche, vorrei confrontarmi con te e con gli amici a casa su di un tema molto controverso, cioè questo Green Pass. Tutte le problematiche derivanti da questo e la posizione ovviamente anche dell'azienda del Veneto, della regione Veneto e anche delle aziende Veneto, delle aziende Venete, quindi di come reagiscono gli imprenditori stessi, che poi saranno anche responsabili, quelli che dovranno controllare ovviamente se vi è il Green Pass, se sono vaccinati o se hanno fatto il tampone. Cosa ci può dire? Allora, innanzitutto dobbiamo specificare che siamo ancora in itinere, stiamo vedendo ancora ora gli effetti, diciamo, di quelle che sono le ultime disposizioni del governo, che sono entrate in vigore, ricordiamolo, venerdì 15, quindi la scorsa settimana, quindi da pochi giorni. La posizione è molto chiara, noi siamo a favore chiaramente della vaccinazione, come ha ribadito più volte il Presidente Zaia, e anche, diciamo, è stata ribadita come posizione unitaria da parte della Lega e da parte dei governatori, diciamo, della Lega. E siamo a favore della vaccinazione, siamo a favore della spinta per la vaccinazione, siamo tutti vaccinati e chiaramente, però fatte tutte queste premesse, fatte tutta una serie di premesse in cui anche, ricordiamo, il Presidente Zaia ci ha messo la faccia, perché ce l'ha messa in tutta questa vicenda, dobbiamo mettere alcuni puntini e fare dei semplici calcoli matematici, che sono poi quelli che ha fatto il Presidente. Ha fatto un semplice calcolo dicendo che una parte della popolazione attiva nel Veneto non si è ancora vaccinata per i più svariati motivi e questi lavoratori che hanno diritto comunque di andare a lavorare si vedono praticamente esclusi dal processo produttivo in base a un decreto, ed è una popolazione che va dai 400 ai 600 mila persone solo nel Veneto. Facciamo così un conto molto grossolano, moltiplichiamola per 10 a livello nazionale e scopriamo che i lavoratori attivi che potrebbero essere interessati da questa misura vanno dai 4 ai 6 milioni di persone. Allora ci rendiamo conto che in una fase come questa, in un momento in cui l'economia diciamo sta anche tirando molto, ecco, le nostre aziende metalmeccaniche, il cuore produttivo del Veneto, che poi è il cuore produttivo diciamo del nord, e quindi quello che trascina e traina questo paese, potrebbe essere trovarsi in grossa difficoltà nei prossimi giorni, non solo dal punto di vista diciamo degli approvvigionamenti, si è parlato di pompe di benzina, di supermercati, di generi di prima necessità, ma anche diciamo nell'attività di impresa. E già sappiamo che abbiamo grossi problemi con le materie prime, i semilavorati, che in questo momento diciamo nei mercati mondiali riflettono, c'è un aumento anche sconsiderato a volte dei prezzi, che riflette una domanda molto superiore all'offerta. E se ci troviamo anche con l'altro fattore, che è il fattore lavoro, in grosse difficoltà in Italia, con un provvedimento che, ricordiamo, non appari in altre parti del mondo, perché questa è la realtà, dobbiamo dire che il governo, pur essendo d'accordo con quello che è stato introdotto, deve pensare velocemente
ha una serie di, chiamiamoli ammortizzatori, che potrebbero essere quelli del, diciamo del tampone gratuito per alcune specie di lavoratori, del tampone in azienda, si può fare molto semplice e può essere verificato, del tampone, diciamo, invece che nasale, del tampone fatto in bocca, che è stato validato fra l'altro dal nostro ministero, può essere fatto anche nelle aziende. Quindi una serie di atti e di riconoscimenti che tengono in piedi sia la validità del Green Pass e la validità del tampone per un numero determinato di ore, ma anche del diritto di lavoro e del diritto di produrre da parte delle nostre industrie che trascinano anche la nostra economia, non dimentichiamolo. Noi abbiamo fatto due semplici proposte: portare il tampone, la validità del tampone da 48 a 72 ore e portare la possibilità di fare i tamponi nelle aziende, magari i tamponi di tipo salivale, che sono già validati dal nostro ministero e che funzionano benissimo in altri stati d'Europa, tra cui la Germania, che portiamo sempre ad esempio, che non ha il Green Pass, non ha le misure sul Green Pass, ma fa i tamponi nelle aziende. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Molto, è una situazione molto controversa, devo dire, ovviamente, anche a livello legale, anche perché poi si potrebbe renderlo obbligatorio, sì, il vaccino, non utilizzare il Green Pass o trovare altri espedienti, ad esempio con tamponi o altro. Molto complesso e effettivamente il paese non si può fermare, la locomotiva è il Veneto, tutto il nord, dove c'è l'80% dell'economia, per cui non possiamo permetterci di avere questi tipi di stop. In questo momento, scusa Luca, Prego. in questo momento, da quello che si legge nei giornali in questi giorni, eccetera, sembra che la via d'uscita al provvedimento del governo sia quella di non fare i controlli. Per esempio leggevo sui camionisti, su coloro che fanno, abbiamo visto che ci sono percentuali di camionisti che non sono vaccinati che sembrano superiori al 30%, quindi superiori anche alla media nazionale. Ma credo che questa non sia una via d'uscita, ma ci deve essere una via d'uscita più seria. Sappiamo, scusa, cito anche l'ultimo dato, che la capacità di far tamponi in Veneto è di 60.000 tamponi al giorno attualmente, 10.000 le farmacie e 50.000 il sistema sanitario regionale. Abbiamo visto che i lavoratori sono interessati, arrivano fino a 600.000, quindi ci vogliono 10 giorni per fare i tamponi a tutti e non 48 ore. Quindi il sistema non può reggere con un provvedimento fatto in questa maniera e senza Chiarissimo, chiarissimo. Grazie Luciano. Allora, consigliere Sandonà, allora, lo stato della regione del Veneto post-Covid. Te lo chiedo perché tu hai anche visto il tuo ruolo perché oltre ad essere un politico ovviamente tu sei prima di tutto un professionista e sei un consulente aziendale. Quindi hai il polso della situazione delle aziende, di come stanno andando, di qual è il loro stato in questo momento. Quindi quali problemi ci sono e se ci sono, che ha causato il Covid al bilancio della regione e quali contromisure volete adottare per l'aiuto anche per le aziende, perché che sono, come dicevamo poco fa, il cuore pulsante di tutto il Veneto. Quindi che idee avete in mente, visto che tu sei una figura anche ibrida, perché sei sia politico che consulente e puoi fare la trade union per queste due realtà importanti? Io direi che bisogna mettere un attimo in ordine le idee. Allora, prima cosa, il Covid chiaramente è stato un posto spaventoso sia per le casse dello Stato, in primis, che abbiamo il deficit quest'anno che si aggira al 10% del rapporto deficit-PIL e l'anno scorso era percentuali addirittura superiori, sia per il bilancio regionale, dove è costato l'emergenza Covid è costata più di 1,5 miliardi di euro solo per le casse regionali, in parte, quindi anche qui vi do dei dati, in parte rinfrancata da da dei trasferimenti straordinari che sono stati fatti dallo Stato alla Regione, che hanno coperto circa il 70% del costo sostenuto da parte delle regioni in generale, non parlo solo del Veneto. Seconda cosa, in questo momento l'economia è praticamente, a parte qualche settore marginale, si è completamente ripresa e sta marciando direi, a ritmi
forsennati, perché c'è una richiesta di prodotto e una richiesta di produzione delle nostre aziende, parlo del settore metalmeccanico, del settore dei mobili, del turismo, con delle, diciamo, delle prospettive. Ecco, il turismo è ancora in difficoltà per diciamo i tipi, il modo con cui si fa turismo attualmente, quindi ancora con delle precauzioni, con dei punti, diciamo, di domanda dovuti alla pandemia del Covid, ma c'è tanta gente che vuole viaggiare, tanta gente che vuole spendere, tanta gente che vuole andare nei ristoranti, nelle nostre attività, diciamo, che sono le attività poi di intrattenimento e le attività appunto che comunque fanno un settore che è trainante anche per il Veneto. Ricordiamo che il Veneto è la prima regione in Italia per presenze turistiche all'anno, quindi, ma di gran lunga, supera di gran lunga le altre regioni. Al secondo posto c'è l'Emilia Romagna, ma ha 25 milioni di presenze in meno rispetto al Veneto. Quindi questo Ed è in continua crescita, se guardiamo Jesolo, cioè è sconfinato, continuano a costruire e continuano a comprare, cioè è una cosa sì, incredibile. perché è un mercato che si autoalimenta e si autoalimenta nell'eccellenza dell'offerta di quello specifico settore. Abbiamo capito che ormai i mercati mondiali in tutti i settori trainano nell'eccellenza. Anche noi nel turismo sappiamo fornire dei prodotti eccellenti come, diciamo, il pacchetto Jesolo dal punto di vista, ma io allargherei il pacchetto delle spiagge venete, oppure la città di Venezia, che è una città unica, oppure il nostro pacchetto termale che si fa forza di un'acqua, diciamo, parliamo del bacino termale delle Terme Ugane, che è unica al mondo, che ha delle proprietà organolettiche che non sono comparabili a nessun'altra acqua, diciamo, in altre situazioni. Questo è certificato da non solo l'Università di Padova, ma anche da degli studi comparati con altre località termali nel mondo. Oppure il nostro lago di Garda, È vero? oppure le nostre città Fantastico. d'arte, Verona, Padova, Vicenza, il centro storico di Vicenza, patrimonio dell'UNESCO, oppure per finire le Anche Dolomiti, Padova con l'Urspicta. anche Padova con l'Uspicta e l'Orto Botanico, è l'unica città Botanico. in Italia che ha due siti patrimonio dell'UNESCO, quindi l'unica città in Italia. E poi per finire le Dolomiti, che anch'esse sono patrimonio UNESCO e che verranno ulteriormente, diciamo, valorizzate dalle Olimpiadi nel 2026, che speriamo si tengano in un periodo anche di normalità. Tutto questo è il Veneto, però abbiamo capito che bisogna puntare sull'eccellenza. In materia turistica sottolineo, diciamo, il marchio dell'End of Venice, che è il marchio, diciamo, lanciato alla Regione Veneto, assieme a quei due marchi ufficiali, quello classico del Leone di San Marco, che è la nostra bandiera, che è il nostro cuore e il nostro simbolo, ma anche la stella a 5 punte. Le 5 punte, appunto, che rappresentano il mare, le montagne, i laghi, le città d'arte e le terme. Quindi queste sono le 5 punte, diciamo, le 5 punte del Veneto. Per tornare alla tua domanda specifica, l'economia. Esatto, come lo Stato anche della regione, quindi se ha dei fondi o qualche strumento per aiutare le aziende, diciamo il bilancio regionale e le aziende come se si possono aiutare in qualche modo, quindi in qualche voi cosa potete fare concretamente? Questa era la terza parte del punto iniziale ed è quello che ha fatto la Regione Veneto. La Regione Veneto ha dato dei sussidi molto specifici per certe determinate attività. In tema di ristorazione sono stati distribuiti risorse anche notevoli, diciamo, alle attività di ristorazione che, ricordiamolo, sono state chiuse per molti mesi, moltissimi mesi. Ecco che queste attività, per esempio nello specifico, che avevano più di 2 dipendenti, già erano arrivati, diciamo, dei sussidi e aiuti anche da parte dello Stato. Oppure per certe determinate attività, parliamo del settore dello spettacolo o del settore dell'intrattenimento puro, che sono state completamente dimenticate, e questo per 18 mesi. Cioè, noi abbiamo dei professionisti, delle persone che magari non ci accorgiamo, ma che lavorano
nei nostri sabati, nelle nostre domeniche, quando andiamo in giro per il centro di Padova e vediamo delle persone che fanno intrattenimento per i bambini, oppure organizzano, sto facendo degli esempi chiaramente, Certo. oppure organizzano, diciamo, degli spettacoli, delle attività che sono anche importanti per tutti noi, ma che sono stati fermi praticamente 18 mesi. E questo ha creato due tipi di conseguenze. La prima, che abbiamo perso moltissimo personale in questi determinati settori, dei professionisti che adesso si dedicano ad altro. Banalmente sono entrati a lavorare nelle fabbriche, nelle imprese, negli studi professionali, ma prima erano dei professionisti che hanno sempre vissuto di attività di intrattenimento. Il secondo punto è che questi, quando hanno resistito, si sono trovati in gravissime difficoltà, hanno consumato i risparmi, hanno Ancora. consumato le loro energie personali e però per 1 anno e mezzo nessuno si è ricordato di loro. La Regione Veneto ha dato un sussidio importante. Devo dire che poi anche lo Stato ha fatto un provvedimento specifico che riguarda anche gli artisti e i professionisti del mondo dello spettacolo. Ricordiamo, non sono solo gli artisti, sono coloro che forniscono i service, i palchi, le transenne. Diciamo quanta gente Tutto lavora dietro l'indotto, la tutto messa. l'indotto. Sì. E poi, diciamo, anche per un altro settore che è quello degli spettacoli viaggianti. Anche loro sono stati super penalizzati e non è, anche questo non è un settore marginale della nostra economia. Basti ricordare cosa abbiamo nel Veneto. Abbiamo un distretto che è nel Polesine, diciamo, ai confini con la provincia di Mantova, che è proprio il distretto delle giostre, oppure la realtà della ditta Zamperla di Vicenza, che produce delle giostre che sono esportate in tutto il mondo, dai parchi Disney ai grandi parchi mondiali. Ecco. Questo per dire che la Regione Veneto si è dato da fare lì dove non era intervenuto lo Stato, mettendo le risorse proprie e mettendo delle risorse dei fondi europei. Questo era per tornare anche a una considerazione che facevamo prima, mettendo le risorse dei fondi europei che in maniera straordinaria sono stati liberalizzati nel periodo Covid. Allora, le regioni che non avevano speso meno di fondi europei sono trovati, fra virgolette, o avevano speso male, avvantaggiati perché avevano più fondi da spendere. Cito il caso della regione Campania, che, come sappiamo, le regioni del sud purtroppo spendono male i propri soldi o li spendono in maniera inefficiente, i soldi in generale, i soldi dei finanziamenti europei, che sono previsti per certi determinati e specifici programmi di inserimento al lavoro, programmi sociali e programmi, diciamo, in tema di agricoltura, eccetera, in base agli obiettivi che dà l'Unione Europea all'inizio della programmazione dei 6 anni. E la Regione Veneto aveva speso gran parte dei fondi perché li spende, sappiamo che la Regione Veneto spende quasi al 100% i fondi europei e quindi alla fine dei 6 anni dà indietro quasi niente all'Unione Europea. Chiaro. E quindi questo anche ci ha in parte, diciamo, tra virgolette, penalizzato. Quello che avevamo comunque a disposizione l'abbiamo distribuito alle categorie economiche, quelle che abbiamo citato prima. Scusa Luca se sono stato troppo lungo, No, hai però fatto benissimo. volevo Intanto abbiamo avuto meglio. un'idea d'insieme. Grazie, hai fatto molto bene. Allora a questo punto, consigliere Sandonà, diamo spazio a un altro argomento che a me è molto caro, cioè alla famiglia. Quali le misure messe in campo affinché, le famiglie vengano aiutate? Lo dico più che altro perché faccio una domanda proprio a te, che sei, essenzialmente legato alla Lega. Tu, hai quindi un ovviamente sei schierato con quel partito e giustamente avete una serie di idee che portate avanti, che sono ad esempio quello di cercare di rallentare l'immigrazione, favorendo quindi ciò che è, diciamo l'italianità essenzialmente, ciò che riguarda i nostri cittadini e i nostri residenti. A fronte di questo però è giustissima come politica, poniamo, però bisogna a quel punto cercare di appoggiare le famiglie, perché se noi non facciamo figli, dobbiamo inevitabilmente far entrare gli immigrati, perché se no l'economia reale crolla. A fronte di questo quindi, quali strumenti reali, concreti,
riuscite o avete messo in campo per appoggiare le famiglie e quindi compensare i figli quindi rendere non necessario, tra virgolette, l'accesso degli immigrati, perché siamo veramente in un calo vertiginoso. È giustissimo che le donne lavorino, però in qualche modo noi almeno 2, 3 figli a famiglia dovremmo farli, perché un figlio a famiglia è denatalità piena e siamo in crollo totale, cioè ci stiamo islamizzando, anche perché dove c'è lavoro entrano i musulmani essenzialmente, per cui che cosa si può fare? Che idee avete, che rimedi avete proprio per portare avanti questa tematica? Allora Luca, hai centrato effettivamente il problema che secondo me è il problema principale che ha la politica in questo momento in Italia, Eh in sì, Europa, dove c'è il cosiddetto inverno demografico, l'ha definito così anche Papa Francesco qualche mese sì, fa. In Europa c'è molto l'inverno corretto. demografico, ma qui in Italia e specialmente in Veneto siamo in pieno inverno demografico, perché il Veneto lo dice anche il nostro documento di economia e finanza regionale che approveremo nei prossimi giorni. Siamo una donna è a 1,1 figli per donna, quindi Compresi significa, il calcolo con gli immigrati, fra l'altro, o solo gli sì, italiani? tra l'altro col calcolo Per degli immigrati, certo perché non viene fatta una distinzione, però rendiamoci vediamo conto, questa, quindi la tendenza anche degli immigrati quando arrivano nel Veneto è quella di fare meno figli, sì. perché siamo una società altamente produttiva che dà meno spazio alle famiglie e dà più spazio, diciamo, a tutti quelli che sono gli altri aspetti diciamo, della vita sociale ed economica della nostra società. Però, a mio modesto parere, questo è il problema centrale della politica Sì, italiana e sì, veneta anche nei secondo prossimi me. anni. Il governo cosa ha fatto? Ha varato l'assegno unico per i figli, che sta entrando in vigore, diciamo, in maniera, chiamiamola così, in maniera razionale e a piccoli passetti, perché praticamente sostituirà tutte le misure che sono previste, le varie misure previste per l'INPS e diciamo in materia fiscale e l'assegno, cito una, l'assegno diciamo, l'assegno familiare che è previsto, che c'è nella busta paga. Tutto questo sarà sostituito alle varie misure, quindi l'assegno per gli asili nido, il sostegno alle famiglie in difficoltà, eccetera, sarà sostituito diciamo dall'assegno unico per il figlio. E questa, però, l'entrata in vigore totale di questa riforma sarà nel 2022. Adesso è iniziata il 1° luglio e sta andando in vigore, diciamo, in maniera piano piano. La Regione Veneto cosa mette? La Regione Veneto intanto mette 35 milioni di euro agli asili, dagli asili e questo contribuisce ad abbassare le rette. Ricordiamo che la Regione Veneto è la prima regione in Italia per scuole private. Per scuole private si comincia a parlare di scuole private e scuole paritarie, cioè per usare il termine quello più giusto, parlando degli asili dai 3, delle scuole materne concretamente, dai 3 ai 6 anni. Qui in Veneto noi abbiamo pochissime scuole pubbliche in confronto a tutte le altre regioni e moltissime scuole private che poi sono le scuole materne parrocchiali, parlandoci chiaro, quelle che ci sono in tutti i nostri paesi. Ecco. Questo però costa al Veneto circa 500 milioni di euro, perché non avendo scuole, asili pubblici, lo Stato risparmia in Veneto circa 500 milioni. Questo è il nostro calcolo che abbiamo fatto. Quindi noi rischiamo di essere cornuti e anche mazziati, perché da una parte diciamo, si chiede un pagamento alle famiglie supplementare in questi asili diciamo, parrocchiali e pagamento supplementare che non c'è nelle altre regioni, perché ci sono gli asili pubblici in quasi tutti i comuni, se non in tutti i comuni. Questo è un altro dei problemi. La Regione Veneto ha chiesto di avere un ulteriore stanziamento da parte dello Stato da girare agli asili diciamo, parrocchiali in modo di abbattere la retta diciamo, dei genitori, perché gli asili parrocchiali fanno una funzione pubblica, così come gli asili pubblici. Ecco, anche questo è un problema. Però poi ci sono i problemi sono sostanzialmente due. È un problema economico e quindi occorre dare un cosiddetto
un reddito di maternità per le donne che hanno dei figli. Quindi cambiare questo nome di assegno unico per il figlio in reddito di maternità. E questo è un sistema per sostenere realmente l'economia e sostenere realmente la natalità e dare un futuro a questo paese. Altrimenti fra 60 anni, quando io sicuramente non ci sarò e forse anche tu non ci sarai, questo sarà un paese interamente sostituito, che sarà un paese totalmente diverso da quello che c'è attualmente. E questo significa sì. non per dire no all'immigrazione in maniera semplice o così, in maniera No, è poco, chiaro, chiaro. ma perché si può anche ragionare sopra l'immigrazione. L'immigrazione è un fenomeno, tra l'altro, del tutto naturale. Certo che come si è svolta negli ultimi anni e come si è Di massa fatta, cioè assoluta. facendo entrare una massa di immigrati irregolari, la maggior parte, a volte anche persone sgradite nei loro paesi, un'immigrazione che ha profonde radici islamiche, per esempio, e che è in qualche maniera incompatibile con la nostra società. Cioè noi non possiamo più permetterci, abbiamo visto l'assassinio del parlamentare inglese qualche giorno fa, e diciamo quello che succede in certe determinate aree diciamo delle grandi città anche italiane, ma quello che è successo ha cominciato a succedere già 20-30 anni fa nelle banlieue di Parigi o nelle periferie diciamo delle grandi città inglesi. Un fenomeno che è a volte incompatibile con la nostra società, il nostro stile di vita. Noi dobbiamo dire queste sono le nostre regole, questo è il nostro modo di essere, il nostro modo di fare. Chi non si adegua alle nostre regole, dispiace, ma non è gradito, soprattutto non può far parte della nostra società futura. Però per fare una società futura, per avere le persone che lavorano nelle aziende, negli studi, nelle fabbriche, eccetera, prima di tutto dobbiamo preoccuparci noi di fare dei figli, perché il secondo aspetto è un aspetto, se mi permette, anche culturale, è un aspetto di mentalità della società. Non possiamo nasconderci dietro a delle giustificazioni dicendo ma io non ho la capacità economica di sostenere una famiglia e dei figli, eccetera, perché l'hanno fatto i nostri padri, l'hanno fatto i nostri nonni, l'hanno fatto i nostri amici, l'hanno fatto i nostri conoscenti, hanno fatto dei sacrifici anche in termini di tempo, non solo economici, di tempo, di dedicarsi alla famiglia, però è anche la normale evoluzione della nostra vita e del nostro modo di essere della nostra società. La nostra società è fondata sulla famiglia. C'è un libro del codice civile che è dedicato alla famiglia. Ecco, questo è il mio pensiero per la politica del futuro e purtroppo su questo siamo incompatibili con la sinistra. Cioè il fatto che qualcuno... Infatti come reagiscono a questo messaggio quelli di sinistra? Cioè perché io non a prescindere dallo schieramento politico, credo che sia buon senso. Poi come Certo. reagiscono? Ma guarda, il problema è questo. C'è una parte della sinistra, non tutta devo dire, ma una grossa parte che mira all'attacco della famiglia. Cioè, perché questo è il punto. Cioè, io non accetterò mai, ma per mia vocazione, io non sono un fascista, non sono di destra, non mi definisco di questo genere, ma non posso, diciamo, tollerare che qualsiasi persona non la pensi con il pensiero unico, non abbia in mente il pensiero unico che ci viene imposto, diciamo, a colpi di decreti, a colpi di ospitate televisive, a colpi di filosofi che vanno in TV e che demonizzano, diciamo, l'avversario. Non posso pensare che uno che porta avanti la famiglia o porta avanti certe idee che fanno parte della nostra cultura, della nostra tradizione, del nostro modo di essere, possa essere demonizzato come un fascista o come una persona che non è allineata al pensiero unico, che è il pensiero unico LGBT, Sì. che è il pensiero unico del DDL Zan, che è il pensiero unico di queste cose che 20 anni fa non sarebbero neanche entrate nel dibattito politico. Questa è la vera vergogna della politica italiana in questo momento. E questo, ricordiamocelo, è un attacco diretto alla famiglia, è una demonizzazione della famiglia, di quello che rappresenta, con una madre, un padre e dei figli. Questa è la famiglia italiana. Dopo sappiamo tutti benissimo, fa parte dell'evoluzione
di tutto quello che è stato la società. Più del 50% delle famiglie attuali c'è un coniuge separato. Questo fa parte della vita attuale. È inutile che continuiamo a pensare come 100 anni fa, però la famiglia deve essere tutelata, deve essere salvaguardata. E la prima cosa è un reddito di maternità, dare la possibilità di far parte e non demonizzare la famiglia. La famiglia viene demonizzata negli alberghi, nei ristoranti. Ci sono degli hotel che non accettano famiglie con figli, sì, nei mezzi pubblici. incredibile. Questa è la cosa, perché se noi siamo qui e parliamo oggi è perché siamo figli di una mamma e di un papà e abbiamo avuto una famiglia, e abbiamo avuto una famiglia. È vero. Una pura curiosità, per quanto riguarda questo reddito di maternità, a me sembra molto interessante. Vorrei solo capire qualche sfumatura legale, se già l'avete delineata, insomma, essenzialmente. Questo scatterebbe a il primo figlio, al secondo figlio, al terzo figlio di quella famiglia, di quella madre, riguarda uomo, riguarda donna, riguarda la famiglia, riguarda il nucleo. Questo scatterebbe, per esempio, se la madre sta a casa e non lavora, per esempio, o anche se lavora, e come funziona? Avete già un'idea o è solamente intanto in elaborazione? Sono delle linee guida, diciamo. Io dico che questa è una delle proposte che aveva fatto Salvini con forza finché era al governo e l'ha continuata a ripetere, perché questo è il principale problema, diciamo, della politica nazionale. Altro che reddito di cittadinanza o cose di questo genere. Bisogna denare e deviare quelle risorse e lì troveremo gli 8-10 miliardi all'anno per dare un assegno dignitoso, diciamo, alle mamme. Nella mia idea è quella di darla alle mamme in generale, comunque alla famiglia, e sia nel caso che lavori che anche nel caso non lavori, e di darlo in maniera, diciamo, progressiva in base ai figli che vengono nella famiglia. Modularlo a seconda delle situazioni, chiarissimo. Io ti faccio l'esempio delle norme che ci sono in Russia attualmente, che le conosco abbastanza bene. Potrebbe essere una buona base su cui lavorare. Viene dato, è progressivo, quindi aumenta con l'aumentare dei figli, è dato anche in base all'età. Cioè, per esempio, in Russia, se il nucleo familiare è al di sotto di 30 anni, lo Stato incentiva la nascita dei figli, dando più soldi, perché chiaramente uno che ha meno di 30 anni ha più difficoltà di uno di 35 o di 40 per avere un reddito. E poi con quei soldi dà la possibilità di comprare l'appartamento per vivere e di pagare eventualmente le spese mediche e le spese di studio dei figli un domani. Quindi questi soldi sono legati anche alla spesa. Io invece li dividerei semplicemente, incentiverei le donne ad avere figli, uno, e poi le legherei anche degli investimenti fatti sui figli per il loro futuro. Quindi ad avere, diciamo, un alloggio dignitoso in cui vivere, e poi anche per le spese, diciamo, sia mediche ma anche, diciamo, come avevo detto prima, scolastiche o universitarie per i figli. Quindi erogate man mano che ci sia anche... Chiarissimo. Ma questo significa investire sulla società del futuro. Sono d'accordo. Sono il nostro futuro i figli. Però diceva un regista russo, Cancelloski, che è un regista famoso, in un suo dibattito: come possiamo farci governare in Europa da una società, da dei capi politici che non hanno figli? Perché Macron, la Merkel, questa gente qui non fa figli, quindi non possono sapere quali sono i problemi. E come possiamo pensare al futuro se abbiamo una prospettiva senza figli? Cioè, solo così si ha... Ma io lo vedo quando comincio faccio dei discorsi anche con qualche mio collega politico. Cioè, eppure tutto gira attorno a questo. Guardate che in Nord Europa, in Polonia, in Danimarca, in Norvegia, fanno gli spot televisivi, per quello parlo di problema culturale, perché il mio sarebbe un pacchetto completo. Io manderei in onda anche una pubblicità progresso, chiamiamola così, certo. dove incentiviamo le coppie a procreare. In Italia, quando c'è il Fertile Day, scendono in piazza?
Cioè Sì. il contrario, sì, per No, dire, cioè dico, o il quando si Family fa Day ancora un po', cioè no il guarda, concetto è qua è proprio osteggiato no, purtroppo. esatto, quando si fa la manifestazione del popolo della famiglia, cosa ci può essere di più asettico del popolo della famiglia? È stato attaccato da 'sta gente qua, da Cirinà, da Zan, da questa gente qua. Sì, Ma sì, ci rendiamo conto dove stiamo incredibile, andando? incredibile, L'attacco d'accordo. è profondo, viscerale da parte della sinistra alla famiglia. Purtroppo E con questo siamo voglio dire, proprio non ho nulla contro le scelte sessuali di ciascuna no, persona, no, nulla ma contro i non è gay. quello il problema, non è quello il problema. Sono La io credo per denatalità, una poi società aperta e per i loro diritti, ma questo non significa calpestare i diritti degli altri sì, sì, son e d'accordo. soprattutto i diritti dei L'importante bambini e dei loro genitori. bisogna trovare una soluzione purtroppo, perché siamo proprio in decrescita totale.